Una buona serata a tutti i nostri telespettatori e benvenuti a questa puntata di TV7 Match che dedichiamo, come avevamo promesso, al referendum costituzionale del 4 dicembre. Si vota tra 15 giorni, la campagna referendaria si accende. Ormai da un punto di vista prettamente politico lo schieramento da destra a sinistra è schierato per il no. Vota sì, perlomeno da un punto di vista politico, ripeto, la parte renziana del Partito Democratico. Ma i cittadini poi cosa faranno? Quanto ne sanno i cittadini del referendum costituzionale del 4 dicembre, di questa riforma costituzionale? Lo cercheremo di spiegare stasera, cercheremo di entrare ancora nel merito di questa riforma e cercheremo anche di capire quali saranno gli scenari futuri dopo il voto del 4 dicembre, se cambierà qualcosa oppure no. Parliamo stasera con gli ospiti che abbiamo in studio. Alla mia sinistra Floriana Rizzetto del Comitato per il No di Padova, buonasera e grazie di essere qua. Al suo fianco Davide Tramarin del Partito Democratico, buonasera Davide, grazie di essere ritornato nei nostri studi. Il nostro editore Ermanno Casen, buonasera Ermanno, grazie anche a te. Al suo fianco Alexander Guedi, coordinatore del Comitato Sì Veneto per le Riforme. Buonasera, grazie dell'invito. Un avvocato, dottore. Un esame di Stato tra un mese, speriamo. Un giovane, doppiamente positivo. Al suo fianco Roberto Lazzaretti, coordinatore della destra di Storace in Veneto. Buonasera anche a lei Lazzaretti e grazie anche a lei di essere qua. Allora, con questo affare del sì e del no stiamo discutendo da un po' di tempo e ancora non si è capito, anzi i cittadini sembra che non abbiano ancora capito, dopo lo vedremo, lo sentiremo direttamente dalla loro voce, quanti dubbi ancora restano sul voto del 4 dicembre. Una materia che resta ostica. Floriana Rizzetto, è una materia complicata, c'è nulla da dire. Per forza è una materia complicata. Intanto purtroppo le statistiche dicono, cito De Mauro, che il 70% degli italiani è analfabeta funzionale, cioè non riesce a capire esattamente un articolo di giornale o un testo un po' complesso. Poi la materia è comunque difficile per chiunque, perché non sia un giurista. Poi devo dire la lettura di questa modifica alla Costituzione non è agevole, perché lo dicono tutti, anche chi voterà sì, che è costruita un po' male e alcuni articoli sono effettivamente con un linguaggio più complicato di quello che era la Costituzione del 48 e anche le modifiche della Costituzione attualmente vigente, perché ci sono state delle modifiche negli anni, non è che non sia stata mai modificata. Io credo che una Costituzione invece debba essere compresa dal cittadino, perché è la legge fondamentale dello Stato ed è la legge che anche deve tutelare il cittadino anche nei confronti di uno Stato che sia eventualmente troppo aggressivo. Quindi è di sicuro credo anch'io che una parte della gente non voterà probabilmente, o non voterà nel merito, ma voterà per gli slogan che possono essere da una parte o dall'altra, perché io cerco di essere equanime, forse io li vedo più da un'altra parte, ma insomma ecco ci sono, e quindi magari temendo catastrofismi se vince il no, o pensando che ci sia un risparmio mostruoso che non c'è se vince il sì, e così via. Io credo che molti voteranno per slogan o in qualche caso per disciplina di partito, e quindi credo difficilmente si entra nel merito. I tentativi ci sono stati, perché non è che non ci siano, anzi siamo anche pieni di dibattiti, se ne fanno in città, se ne fanno in provincia, se ne fanno anche nel Veneto, però molto spesso arriva gente che già è convinta, ecco, quindi c'è anche qualcuno che è un po' incerto e perplesso, però trovo che per vari motivi, forse perché i problemi in questo momento per il cittadino normale sono altri, sono l'economia, sono il lavoro dei giovani, sono la disoccupazione, e evidentemente è vero che il Presidente del Consiglio promette che se vince il sì migliorerà tutto, l'economia, il lavoro, eccetera. Io ho l'impressione che sia un po' difficile che dall'oggi al domani tutto questo cambi, anche perché molte cose che ci sono nella Costituzione non sono state poi attuate, e quindi
anche le eventuali modifiche che propone questa riforma possono restare parole, certo, se non vengono... solo parole scritte. Infatti, ecco, così come a livello così di criterio generale. Professor Casen, un voto referendario sul quale diciamo, pesano alcune difficoltà, chiamiamole cossi. Sicuramente c'è il problema dell'affluenza alle urne, gli italiani abbiamo visto negli ultimi anni sono andati sempre meno volentieri, diciamo, ad esprimersi su questa riforma. Ricordiamo che è un quorum confermativo e quindi un referendum confermativo, quindi non richiede un quorum. Ci sono alcune cose però che potrebbero influenzare questo voto. Penso si è parlato in questi ultimi giorni del voto degli italiani all'estero, ad esempio affluenza alle urne sicuramente. Secondo lei quali possono essere i punti, diciamo, che possono influenzare l'esito in un verso o nell'altro? Ma credo che normalmente l'italiano fa una scelta gli ultimi 2 giorni, poi quando esce di casa è ancora in dubbio e la scelta normalmente viene fatta per un buon 30% davanti alla scheda, perché è il momento in cui effettivamente, al di là di tutte quelle che sono le proposizioni fatte da una parte o dall'altra, alla fine decide e fa il segno che desidera. Io credo che c'è una questione, se devo criticare in senso positivo o negativo, c'è una questione di metodo. La Costituzione è degli italiani, non di una parte degli italiani. E il dividere gli italiani per arrivare a una Costituzione è un delitto che lascia la sua traccia. Mettere peso poi personale su questa scelta è ancora più incomprensibile in questo momento. Tant'è che Napolitano ha rimbrottato Renzi, perché così non si fa. La cosa più importante è che, perché la maturità, perché questa Costituzione venisse accettata dagli italiani, era compito del governo, dello Stato, informare gli italiani del contenuto, far maturare una convinzione e poi chiedere a loro un voto. Questo era il percorso. Se io, come vedremo dopo, andiamo a vedere le persone cosa hanno capito, se si sono appassionate, se è stato dato loro un testo per capire cosa poi andranno a votare e se andranno a votare, e se lo faranno con coscienza o se lo faranno di pancia, e allora la situazione è estremamente grave e poco democratica. Poi ciascuno di voi sceglierà per il sì, per il no, e si tireranno fuori, e non spetta a noi indicarlo in questo momento, ma ciascuno dovrà dire così distinto per il 99% cosa voterà. Certo. Allora, poi su tutti i trucchi delle elezioni, io non sono maestro, ma ce ne sono, cioè i voti all'estero si sa che sono truccati. Dentro le ambasciate ci sono addetti funzionari che votano o sì o no con pacchetti interi di schede elettorali che vengono aperte. Lo dico per scienza e coscienza, e quindi direi che questa storia dei cittadini all'estero, o si crea una trasparenza sulla votazione dei cittadini all'estero, oppure è un trucco che crea incertezza sulla veridicità di una ricerca di quello che è veramente il pensiero degli italiani. E allora, se devo taroccare le urne, è meglio non fare neanche il referendum. E questo è tipicamente italiano. Mi domando, perché allora noi siamo talmente presi dal nostro modo di pensare che difficilmente riusciamo a liberarcene. Ma io mi domando se una Merkel avesse fatto quello che ha fatto Renzi in Italia, cambiando una Costituzione, peraltro non essendo stato nemmeno eletto,
se in Germania avessero accettato una cosa di questo genere, dico la Germania, mi invento l'Inghilterra, provate a pensare agli inglesi che dice è arrivato uno, ci ha spiegato che aveva cambiato la Costituzione, la regina tutta contenta, dice finalmente è arrivato quello che ci spiega tutto. Cioè non è il problema di quanto sia giusta questa riforma della Costituzione, è il metodo che lascia fuori gli italiani dalla consapevolezza di quello che stanno facendo. Questa è la cosa essenziale, dopodiché ognuno coscienza e coscienza, anche sbagliando, può scegliere. Ma non si può giocare solo sulle parole perché io sono bravo nella pronuncia di un italiano corretto toscano, no? C'è bisogno che gli italiani vengano coinvolti, ma concretamente. Dopodiché, allora si può partire una battaglia dove da una parte si dice no per quali motivi e l'altro dice sì per quali motivi, ma io ho consapevolezza del testo precedente e quello che viene proposto, dopodiché ascolto uno, ascolto l'altro, come fa un giudice in tribunale e scelgo. Certo, certo. Allora, ci sono tanti metodi per informarsi, quindi i nostri telespettatori sicuramente questa sera avranno modo di chiarirsi un po' più le idee, ma anche chi a casa gli strumenti ci sono, dalla rete, oltre che ai giornali, poi tutti gli incontri pubblici che in queste settimane, in queste ultime poi settimane si stanno moltiplicando. Vediamo ad esempio la rete come riassume la riforma costituzionale.